Bentornati a un nuovissimo aggiornamento meteo. È comparsa la prima neve fino in pianura, mista a pioggia, soprattutto sulle aree del nord-ovest, sulla bassa Lombardia, ma anche sul Veneto, seppur mista a neve nella nottata di martedì. Leggere spolverate sono avute al di sopra dei 400 metri anche sui colli iberici. Giornate che trascorrono con freddo e tempo stabile prima dell'arrivo di correnti umide instabili da nord-ovest a causa di una saccatura che si andrà a formare sul Mar Tirreno al centro Italia. Temperature che rimarranno leggermente sotto la media del periodo su gran parte dell'Italia. Attenzione però, con l'arrivo dell'Immacolata si formerà una depressione che porterà a tempo instabile e perturbato soprattutto sulle regioni centrali dell'Italia, anche sul nord-ovest, con qualche episodio di neve sul Piemonte fino in pianura. Temperature che rimarranno in medio leggermente sotto per il periodo. Da questa grafica possiamo notare come nel corso dei prossimi giorni degli residui rovesci e brevi piovaschi interesseranno la Puglia, con l'arrivo però della perturbazione a seguito del tempo stabile nella giornata di giovedì, l'arrivo di una perturbazione da nord-ovest. Questa saccatura si formerà dapprima sulla Corsica e a sud della Francia per poi viaggiare verso sud-est, portando fioccate di neve sul Piemonte, sulla Lombardia occidentale, con probabili fasi di pioggia mista a neve anche sull'Emilia occidentale. Questa saccatura non coinvolgerà invece le regioni del nord-est, portando quindi una fase di netto peggioramento con temporali ed associato calo termico soprattutto sulla Sardegna, la Corsica, maltempo che sarà incisivo proprio in Immacolata, con la perturbazione che si concentrerà principalmente sulle due isole maggiori, mentre avremo solo residui piovaschi sull'Emilia e fasi molto nuvolose invece sul nord-est. Queste condizioni saranno prevalentemente stabili dalla giornata di sabato su gran parte dell'Italia, poi con un weekend che si prospetta decisamente più stabile su gran parte dell'Italia, con l'allontanamento della saccatura sempre verso sud-est. Il contesto termico rimarrebbe sempre stabile, con occasionali fioccate solamente sulle zone alpine. Rimanete come sempre aggiornati per non perdere i prossimi contenuti.